Le situazioni critiche sono sempre nelle solite piazze, Piazza dei Signori, però ecco, ho dato disposizione che dopo le 2, laddove insomma l'orario della chiusura degli esercizi e della somministrazione delle bevande, le nostre pattuglie insieme alla polizia locale e quella dei carabinieri liberano la Gran Guardia da persone che possano arrecare ovviamente disturbo. Giro di vite sulla Movida padovana, ad annunciarlo il questore Isabella Fusiello. Movida sì, ma con moderazione. La Gran Guardia dunque, dopo le 2 dovrà essere libera. Continuano intanto i controlli interforze legati all'emergenza sanitaria che dal 20 di aprile hanno portato a 11.000 persone controllate, 27 arrestate, 256 espulse e più di 7 kg di droga sequestrata. 137 i locali che sono stati controllati, 4 le chiusure per motivi di sicurezza pubblica, 3 i locali sequestrati, 8 quelli chiusi per la normativa anticontagio. In totale sono state fatte multe per oltre 50.000 euro. Oggi sono stati chiusi diversi esercizi pubblici, anche se ecco, è un provvedimento che non è un provvedimento che tutela il titolare proprio per cercare di allontanare quei soggetti da quegli spazi. Oltre ai freddi numeri, gli agenti della questura hanno portato un concreto aiuto in questi mesi a chi si trovava in difficoltà, come un anziano con problemi di mobilità che doveva andare a trovare il figlio in ospedale e non aveva mascherine. Gli uomini della polizia gli hanno fornito mascherine e un passaggio per andare a trovare il proprio caro. Sono stati mesi intensi di lavoro, ma soprattutto di lavoro sul territorio. Io ho incontrato i vari cittadini nei vari quartieri e la loro unica richiesta è sempre stata quella. Vogliamo le forze dell'ordine, polizia, carabinieri sul territorio, perché solo così ci sentiamo tranquilli.